Altre raccomandazioni? Sì, no. No. No, No, non infatti. ridete. Non ridete neanche No, oggi. neanche No, quello. no. Mamma mia. Non ci va di fare ridere oggi. Vabbè, vai. Porco due. Buonasera a tutti, benvenuti alla puntata numero 138 di Tintoria. Applauso. E vai. Alla mia destra Stefano Rapone, co-conduttore, autore, ragazzo obiettivamente Splendido. splendido, per non dire bello, belloccio. Come stai? Stanco come al solito. Stanco. Tu? Stanchino, non c'è male. Abbiamo fatto le ore piccole. Abbiamo fatto le ore abbastanza piccole, Sì. perché si può dire, sì, stavamo all'anteprima di Boris all'auditorium. Questi sono fischi di disprezzo. No, questo era il vento che soffiava. Fischi di disprezzo per la serie più iconica uscita da Roma negli ultimi oramai 20 anni. Bello. Bello. Come abbiamo avuto accesso, abbiamo scritto a Lundini, per favore Valerio. E lui ci ha fatto entrare di soppiatto. Di soppiatto. Quindi sei stanco e vabbè, tu pensi mai, quando sei stanco, Sì. alla morte? Alla morte, certo. Come... Continuamente. Ma ti immagini una morte serena o una morte violenta? Una morte molto lenta. Avevo chiesto violenta, però anche lenta. Molto lenta in quanto violenta. Quindi tipo, io ti dico come immagino la tua morte. Questo è un esercizio che io faccio. Sì. Immagino la morte delle persone a cui voglio bene, lo faccio quotidianamente. Poi mi dico, dovrei forse tornare in terapia, poi va bene, è un gesto d'amore. È come una storia del gratta e vinci che dicevamo prima, tu ci speri finché poi se succede vuol dire che è una cosa scaramantica, cioè se io mi immagino la tua morte la allontano. Ok. Questo è un superpotere che penso avere. Ti dico come immagino la tua. Tu che fai una battuta delle tue. Sì. Brillante, sagace, per qualcuno scomoda, qualcuno che non capisce la comicità. Certo. E tu stai là a fare non me ne frega un cazzo, sono un comico satirico, come fai di solito? Certo. Un giorno all'uscita di un locale trovi qualcuno che ha detto quando è troppo è troppo. Ma dove questo locale? In Italia? In Italia. In Italia, sì, okay. Sì. O anche all'estero, perché tu poi ti esibisci anche all'estero. Anche all'estero. Diciamo, tu non vai a Londra adesso? Sì. A Londra c'è qualcuno che ha sentito le tue battute e fa enough it's enough. E quindi tu esci da questo locale e lui si presenta con la pistola e tu dici ti prego, farò tutto quel che vuoi, ti succhio il cazzo. Lui fa tipo cosa? E tu vabbè, ma anche, anche senza la pistola. Sì. Lui ti dice pure questa è omofobia e tu fai tipo no. Sì. E ti guarda negli occhi e non ha pietà di te, ti spara all'addome, un colpo secco, e se ne va, scappa perché stanno arrivando i bobby. E tu c'è sta pallottola che è uscita dall'altro lato, però tutto sangue, ti quindi sto così, entrambi i lati. Bravissimo, certo, stai così. No... Ti trascini per Londra, certo. Però è tardi la notte, sono gli orari quando finisce la stand-up comedy e nessuno passa e tu ti trascini e speri di riuscire a chiamare aiuto, ma sul telefono, visto che sono fuori dall'UE, non c'hai internet, non c'hai credito, non puoi contattare nessuno. Allora ti trascini verso un posto che abbia il wifi e non lo trovi e continui a perdere sangue e la vita ti inizia a scorrere avanti e dici ci siamo. E we are, dico perché sto in Inghilterra. Bravissimo. Okay. Here we go, perché comunque perché sono italiano. C'hai quell'educazione là, esatto. Certo. Arrivi a una cabina telefonica, che a Londra ancora ci stanno, so più una gag però, cioè, per farsi le foto, però non c'hai le sterline da mettere dentro qualunque cosa vada. E qui però le cabine telefoniche a Londra c'hanno il wifi, cioè nel senso sono dei punti wifi
e tu hai capito che stai per morire perché hai perso troppo sangue, la vista oramai si è offuscata, e prima di morire vuoi scrivere un ultimo messaggio, non vuoi chiamare i soccorsi, non farei in tempo, vuoi scrivermi: Daniele, ti devo tutto, certo, senza di te non avrei mai fatto niente. Allora, con la mano che trema, apri WhatsApp, però scrivi il messaggio ma non si invia perché la connessione non è sicura. Cacchio, e come faccio? E quindi in punto di morte le tue ultime parole, invece di essere Daniele, sei tutto per me, sono: se solo avessi avuto NordVPN. e ti spegni così. E lo scrivo col sangue, NordVPN. Scrivi nordvpn.com/tintoria. Esatto. E queste saranno le tue ultime parole. E poi arriva qualcuno che mi fa: ma cos'è NordVPN? Perché hai scritto questa cosa? E io con l'ultimo fiato cosa dico? Gli dici: NordVPN è il migliore dei VPN al mondo. Basta un click e ti permette di accedere a tutte le connessioni internet in cui ti trovi in modo sicuro. E se vai su nordvpn.com/tintoria c'è pure un coupon di offerta. E ti spegni così. Bene. E lui ti fa: no, fermo, perché comunque ha fatto anche delle cose da paramedico. No, si tappa il naso a te, no a lui, perché e tu ossigeno e sangue, e lui ti dice: fermo, mi sono scordato. Dice: fermo, scusa, ma come faccio ad andare su NordVPN? Dove lo trovo il link? E tu proprio tra sangue e cosa gli dici? Qua sulla descrizione. Sulla descrizione Qua sotto. Se clicchi su questo triangolo verso il basso c'è lo un troverai. link, c'è un link celeste. Pensa blu. di essere su YouTube e ti chiude gli occhi e tu provi a dire: sono ancora io, ti chiudo anche la bocca. Muoio. E ti spegni così. E poi diranno tutti: ciao Stefano, insegna agli angeli a fare battute. Battute del programma. Certo. E gli angeli diranno: e anche grazie. sulla lapide, le mie ultime parole, VPN/tintoria. Esatto. Va bene. Bene, questa è è una bella immagine di come vorrei morire. Anche io vorrei che tu morissi così. E senti, visto che la vita poi ti scappa veloce Certo. tra le dita, parliamo anche delle cose belle. Le cose belle... Siamo noi? No. Sono il pubblico, men che meno. Le cose belle della vita sono gli ospiti del podcast. Quindi forse a questo punto, sì, senza indugi, senza ulteriori indugi, io introdurrei l'ospite della puntata numero 138 di Tintoria. Signore e signori, per favore un grande applauso per Maccio. Buonasera. Buonasera. diciamo Benvenuto. Maccio Capatonda, se no magari uno pensa a un altro Maccio. Un altro Maccio. Invece no, è Sì, quello... ce ne sono tantissimi. Sì. Io ho scoperto che Maccio non era un nome inventato da me, l'ho scoperto un giorno quando mi fermò un professore di italiano e latino di un liceo. Mi disse: sai Maccio, noi nella mia classe abbiamo fatto una retrospettiva su di te e su Plauto. E io ho detto: che cazzo c'entro? Cioè, perché Plauto? Beh, Plauto. Ah, vero. Tito Maccio Plauto. È vero. Plauto si chiamava Maccio. Incredibile. E io ci sono rimasto male perché non l'avevo inventato io il nome. Pensavo Invece di era aver l'ennesimo nome latino. Sì, pensavo di aver detto una stronzata, invece era un nome vero. E quindi niente.
invece Ora- Plauto, ho capito. E lui ci è rimasto malissimo quando ha visto la mia faccia, che diceva: ma che cazzo c'entra? Tu gli hai detto, no, io l'avevo tratto da macho, man. No, io proprio l'ho detto a caso, proprio quando stavo nell'armadio spicherando La Febbra, che è un mio trailer, ho detto: dicevo nomi a caso, Hector Baboden, Fabio Di Ninno, Maccio Capatonda. Mai avrei pensato che esistesse, Invece era mi aveva Tito. preceduto. Tito Maccio. Ma poi tu una volta hai fatto anche, c'era anche Marcio Capatonda a un certo Sì, punto. Marcio è il nome che l'attore prendeva quando faceva ruoli da cattivo. Ah, è giusto. Infatti nel vecchio conio interpretavo un bastardo, uno stronzo, e quindi Marcio cambia certo. nome. Certo. È tipo Fantozzi e Fracchia. 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 Ma tra l'altro, scusa, Maccio Capatonda, sai, gli americani tipo a volte hanno un nome d'arte di un certo tipo e poi a un certo punto quando diventa, cioè adesso Maccio sei tu, hai mai pensato di perdere Capatonda e dire, cioè ormai è solo Maccio? No, perché comunque adesso Capatonda stranamente si rifà un po' alla mia capigliatura. Sì, Anche questo non era voluto, nel senso che io forse era più l'idea di un nome che potesse richiamare un attore italiano, tipo la Capotondi. queste cose. Certo. Non avevo mai pensato di essere calvo, cioè è vero. mentre dicevo il nome Maccio Capatonda. sai che però per noi popolo senza capelli, Maccio Capatonda adesso è una cosa che le persone molto simpatiche ti possono dire. Oh, Maccio Capatonda, e tu tipo, ah, che bella battuta sulla calvizie, non ne avevo mai sentita nessuna. proprio- E mi è successo quest'estate, stavo al Terraforma, che è un festival che fanno Sì, conosco. vicino Milano, e c'era un ragazzo pugliese che spero sia morto e, che era venuto, io stavo là con la mia ragazza e due amiche nostre e era andato a parlare, a fare cioè proprio a rinforzare tutti gli stereotipi negativi sui pugliesi, popolo che io adoro, però lui era proprio l'incarnazione del male. Quindi dopo io cerco sempre di non fare il maschio tossico che arriva subito a fare oh, è arrivato lo sceriffo, però dopo un quarto d'ora lui stava a fare e allora ho detto vabbè guarda vedi che, e lui subito mi ha guardato e ha fatto Maccio Capatonda, e ho detto è molto divertente. E poi se n'è andato, io spero A morire. a morire, Sì. spero a morire davanti ai suoi parenti, È quello che fa la ogni vigilia di Natale. Amore di nonna, ti ho sempre odiato. Questo mi auguro per lui. No, è quello che fanno i pugliesi prima di morire, questi versi e poi... Non solo lui, cioè Muoio. questo non parlo dei pugliesi, Certo. dei nonni pugliesi, vabbè, però lui era proprio tutta la merda della Puglia, era solo lui, quindi per il resto la Puglia è regione straordinaria. Comunque oggi a proposito di calvizie, pensavo che comunque noi, cioè, uno pensa, chi è calvo è in qualche modo, no strano, però devia dalla norma. Invece no. Scusa, questo di te lo scopro ora. Invece no. Invece? Invece noi in realtà nasciamo calvi. No, in realtà i bambini nascono coi capelli. Ma Un pochi, sacco di bambini nascono coi pochi. capelli. Pochi capelli, no. Ma Siamo più calvi che capelluti quando nasciamo. Quindi Io ero calvo anche quando... Cioè sì, ero calvo alla nascita. Però poi io avevo molti capelli durante la crescita. E poi il trauma consiste proprio nel perderli questi Sì. capelli. Però non è un trauma come potrebbe essere un bell'incidente, no? È un trauma molto lento che Diluito. che ti corrode l'anima per anni. E tu pensi pure questo trauma posso sfangarlo se faccio questo? Invece il trauma... Infatti io per anni con mio padre mettevamo degli unguenti, no? Mi mettevo... Sì. Io ho iniziato a perdere i capelli a 14 anni. Vedevo le prime stempiature, no? È un trauma che ti corrode perché poi speri sempre che non sia vero. Speri sempre che... Io tuttora sogno di guardarmi allo specchio e dire beh però alla fine non è che sono proprio calvo. Cioè se metto i capelli davanti faccio questo sogno che era una cosa che provavo tipo a 16-17 anni, no? Che mi mettevo un po' i capelli un po' più avanti per non far vedere la stempiatura. E lo rifaccio spesso, quindi
E quindi è un trauma che dura anni di Ma a che età hai detto va bene così? va bene così, l'ho detto quando fai il taglio di solito netto, Sì. quando ti radi completamente. Io l'ho fatto a 22 tipo anni. 22, quello. sì, 20, 23, 22 anni. Sì, Lì io sì, ho accettato la mia calvizie. E scusa, però una volta che hai accettato, poi non sei stato improvvisamente meglio, cioè superato il primo mese che dici ok, questo sono io, poi dici cioè tutti quei pensieri, tutta quella negatività No, fino non a esiste quando più. non ho scopato, no. Ci sta. Cioè, diciamo che ho accettato la mia calvizie quando da calvo, cioè quando nonostante fossi calvo ho scopato. Scusa, adesso non per farmi i fatti tuoi. Giusto. Dopo quanto tempo si è verificato? 22 anni più o meno, Infatti, 22 anni. Quando, cioè, Sì, subito. fino a quel punto ero disperato. Anche se mi tagliavo i capelli a zero, ma era una capatonda non vergine, cioè non ancora scopata, Non ancora scopato. sverginata. Certo. Però... Ma è vero, cioè, perché fino a quel momento il trauma, il pensiero principale negativo che si ha è che non avrei mai scopato nella mia vita perché sono calvo, cioè Sì. nessuno mi guarderà mai. Cioè perdere i capelli è bruttissimo, Sì, è brutto. perché poi a quell'età hanno tutti i capelli, cioè nel senso Hanno tutti i capelli, sta sì. succedendo solo a te, tu dici Sì. ma guarda tutti gli altri. Sì, io ammiravo i capelli dei miei amici, bellissimi, cioè erano quelli che avevano i capelli fino qua, cioè Sì. proprio che partivano dalla fronte, cioè dalle sopracciglia Sì. diventavano capelli. E io invece iniziavo sempre di più, quindi poi a 14 anni è proprio gli anni dell'adolescenza in cui si sviluppano gli ormoni, cioè le ragazze, inizi a guardare le ragazze e quindi tu in quel momento invece c'hai questa sensazione che non ne avrà... cioè, poi mia madre mi diceva tu diventerai calvo come tuo padre. E quindi c'era questo fantasma di mio padre che era completamente calvo e fino alla fine cercavamo appunto, ho provato minoxidil che è un farmaco, altre cose, poi verso 20 anni Propecia Pure io passato. Propecia che però ti toglieva il desiderio sessuale, È questo vero. era. Forse era quello. Così Quindi- dicevano almeno, dicevano guarda Sì. che potrebbe togliere il desiderio sessuale anche se sei giovane, quindi No, era vero perché io ero arrapatissimo a 20 anni e dopo aver preso un ciclo di Propecia non me ne fregava più niente di io scopare. l'ho forse- mollata la prima volta che una mattina mi sono svegliato, non avevo un'erezione, ho detto sai che c'è, ma vaffanculo, se per avere Esatto. pochissimi più capelli non ho Però più forse il senso era l'erezione. quello, cioè che se tu perdi i capelli hai paura di non fare l'amore, se ti togli il desiderio di fare l'amore, automaticamente accetti. Infatti Forse era quello. sono andato avanti un po' così, però poi siccome volevo farmi comunque le seghe, cioè nel senso Certo. ho detto vabbè ma se mi togli pure le seghe Certo. cioè, basta. E non mi andava più di farmi le seghe e dicevo basta, allora ho smesso di prendere Propecia e quindi si è hai ripreso. innescato Sì, a farti il ciclo. Il ciclo. Bello. Beh, guarda, Bello. è importante parlarne secondo me. È vero, è Per vero. tutti gli uomini là fuori che ci stanno passando. E poi però E quando non hanno passa- ancora risolto il problema della calvizie. Adesso cioè. fanno dei trapianti dignitosi Sì, a a parte. Istanbul, cioè a Istanbul se costano poco, sicuro se vai tipo in Svizzera paghi 30.000 euro. Però secondo me a questo punto è meglio essere calmo, cioè rasati i capelli, vivi la tua vita. Che è vero che a 22 anni, 23 dici sta succedendo solo a me, sono l'unico. Poi invece a 30 anni dici ecco siamo tutti sulla... vi aspettavo al varco, stronzi di merda. Ma tu ce l'hai o sei... No, io ce l'ho qua, Sei come poi me mi più o succede meno. qualcosa qui volendo, ma insomma... Beh, ma se li metti in avanti magari... No, guarda, ti dico, io oramai sono 10 anni che mi rado, però durante il primo lockdown ho detto li lascio andare, cioè tanto ero da solo a casa con la mia ragazza, ho detto mi dici tu quando basta, cioè quando divento mostruoso tu fai, va bene così, però li lascio andare. Non viene fuori una gran roba, cioè comunque a parte 3 mesi non è che a me in 3 mesi i capelli proprio crescano rigogliosi, però viene una roba qua e cioè, volendo ci potrei fare un lavoro ma non
non mi va, cioè sto bene così. Ma infatti perché sei Ma persa? tu hai trombato, sì. Guarda, io ho trombato dopo, cioè io comunque a 22 anni ero molto insicuro. Da quindi- calvo o da No, capellone? ero insicuro anche coi capelli, Ah, ok. cioè anche 17, 18, che comunque ancora ce l'avevo, già ero insicuro. Quindi poi non trombavo anche essere pelato e poi ho cominciato più tardi. Cioè mi è capitato di trombare, però comunque l'insicurezza è rimasta al di là dei capelli. E poi sì. Poi ci sono Poi appunto trombato. anche donne che amano le persone senza i capelli. Sì, dopo Di una certa preciso. età Ah, spuntano, cioè perché prima non lo sanno. Cioè se una ragazza di 20 anni non... non concepisce. No, cioè Certo. o c'ha il padre Anche le pelato e dice Sì. sai le cose che ti capitano con i genitori. Però se no, invece poi dai 30 anni in poi può succedere. Le sedicenni non amavano dei Non ci calvi, sono teen idols senza capelli. quelle che conoscevo io, quindi Hai mai era fatto un caso dramma. nei One Direction, nei Backstreet Boys hanno tutti molti capelli. Sì. Ma infatti forse questa è la rivoluzione, una boy band di calvi. No, Potrebbe essere. Questi coreani calvi che... Posso che dire qual cantano. è secondo me la rivoluzione? Un principe Disney pelato. Ah, Perché hanno tutti i capelli, Non c'è. tutti i capelli incredibili. non c'è un... Quasi tutti occhi azzurri e capelli rigogliosi. E invece un bel principe calvo. Sì, dovrebbero fare gli spot con sempre il calvo. Certo, nei- la quota calvizie, Sì. certo, tra Però tutti. giovane, uno che così è. Molto sono giovane. io, un Bambini, ventenne. anche quelli dei bambini, sì, delle merendine. C'era una Tipo, c'era un programma che era tipo Braccialetti Rossi, erano tutti calvi. E quello era... Questo siamo noi, dei malati mancati agli occhi di rapone, questo Così. siamo. No, però in Scam e il cazzetto e l'omosessualità non c'è. però c'hanno tutti i capelli, Sì, esatto. tutti quei capelli, così sono bravi tutti. È facile, sì, sì. Secondo me è più facile una principessa Disney calva. Perché Beh, c'è già la Natalie fati- Portman La fatina di Pinocchio mi sa era calva. È facile essere gay, Ah. ma essere gay e calvi... però in realtà provocazione per te che hai vissuto 20 anni a Milano, tipo calvo con la barba è un look estremamente riconoscibile nella community LGBT, Vero, cioè sì, è sì. pieno così, perché secondo me, e questa è la mia teoria che poi taglio, no, mi sembra che nella comunità LGBTIQ+, ci sia più attenzione all'aspetto esteriore. Questa è impressione mia, se mi sbaglio mi scrivete nei commenti, sei una merda. E quindi tutto quel trauma dei capelli che fanno schifo lo salti molto prima, ti rasi a zero e dici eccomi qua. Cioè, quindi è semplicemente una questione di essere più confident e non avere quella fase traumatica e ti accetti prima se ti rasi i capelli. Quindi se sei un po' calvo tendi a... e quindi Beh, Larry David, ad esempio, è contro i calvi che si radono. sì, cioè dice Perché tieni i dice che capelli che ti il tieni. vero calvo è avere i capelli che c'hai, cioè, perché se ti rasi a zero, cioè, fai piazza pulita del problema, però non affronti le tue paure. È vero questo. Io dovrei andare in giro con questi capelli alla Luciano Onder, così, no? O alla Larry David. E lì sarebbe veramente accettare la propria Sì. mancanza di capelli. Ma infatti si è persa questa cosa, cioè non ci sono più persone coi capelli tipo Larry David o solo No, dietro. è vero, però secondo me tu devi avere i capelli in generale, devi stare come stai bene, cioè nel senso se stai bene senza capelli, stai bene senza capelli, però è vero che tipo rasarsi a 22 anni a me per esempio ha fatto capire che i capelli tutto sommato non contano più di tanto, cioè mentre prima sembra oddio non piacerò a nessuna senza capelli, poi invece alla fine alle donne piacciono, sai, i dettagli, tipo Sì, mi sì. piacciono le sue mani, figurati se non gli piace tipo il cranio. Esatto. Sta bella nuca. Esatto, certo. cioè, A me lo dicono, che bella la nuca che hai. Che bella. L'ho messa anche sul libro, guarda. Quale È il libro di- retro del libro è, C'è una è bella- la così. nuca. Beh, certo. Quante È vero nuche. che è una bella nuca. Vero. Complimenti. Perché invece io sulla nuca ho scoperto quando mi sono rasato che ho una situazione di tipo una nube di lentiggini, vedi?
Cioè qua c'ho tutto... Sì, è vero. E quello l'ho scoperto quando mi sono rasato, ho detto pure così, non finisce mai questa tortura, però poi invece ho scoperto che pure con la nube di lentiggini. Ma posso dire anche un'altra cosa, ora si parla di peluria in faccia, ma anche tipo i baffi, no? Cioè io ho questa teoria che la nostra generazione, anche quella di cui fai parte anche tu, non sa più portare i baffi, però nel tuo caso invece no. Cioè, se tu immagini, che ne so, io solo coi baffi, sembro un bambino coi baffi. Tipo. Però tu hai trovato questo modo per cui sono... Io non ok. so portare i non baffi. Cioè io ho il terrore di tagliarmi i baffi. Se mi taglio i baffi divento un bambino malato. Cioè una roba assurda. Non mi posso più vedere senza baffi. Una volta sono andato da Chiambretti e mi ero tagliato i baffi per fare un personaggio e per la vergogna me li sono disegnati col pennarello, ma veramente tutta la trasmissione c'ho i baffi disegnati, quindi ho... Chiambretti ti ha detto scusa ma quelli sono disegnati? Oppure No, lui tranquillissimo. Certo. Baffi disegnati. Le cose che ha visto. Sì, però che pensi a persone coi baffi, chi sono? Non ci sono. No, ci sono un po' di grandi... No, però, cioè, tipo età nostra, che però non sembrano adulti, sembrano delle persone che vogliono Baffo Moretti, ad esempio. Baffo Moretti però è anziano. Ah sì, dell'età nostra. Sì, cioè comunque 30, 40, cioè sembra uno che sta cercando di entrare tipo in un pub, però non vuole far capire che è giovane. Dici? Secondo me sì. Secondo me questa è la tua visione estremamente chiusa, scopro adesso, di tutto il mondo tricologico. No, dei baffi, chi è che c'ha i baffi? Ma no, è solo che non ci pensiamo, però ci sono visti dei bei baffi. Però non ci viene in mente, com'è possibile? Viene in mente No, ma uno se poi pure persone che conosciamo. Matteo Corradini c'ha i baffi, senza scomodare Freddie Mercury, che pace all'anima sua. Freddie Mercury però è dell'altra generazione, lui poteva avere i baffi e sembrare... Non so. Chi è che c'ha i baffi? Lundini c'aveva i baffi, Lundini... Una voce ha detto no. Chi è che c'è? Ma Hitler è morto. Un'altra generazione. Non è la nostra generazione. In effetti, a parte me, non mi viene in mente nessuno. Forse sei il baffo più iconico d'Abruzzo, che comunque... No, ma neanche persone che conosco. Cioè... Io c'ho in mente un po' di baffi cioè poi mi sono fatto 2 settimane di baffo, però poi ho mollato, sono tornato alla Però non sembri un signore, cioè sembri uno... strano. Sembro un appuntato, cioè io sembro proprio forze dell'ordine, già ho questa tendenza e col baffo era proprio eccoti. Che rapporto hai tu con le forze dell'ordine? Così. Ma bello. Stima? No. Non così tanto. Non così bello. No, ho un rapporto di un po' di timore forse. Quando mi fermano ho sempre paura di avere del fumo nella macchina. Ma non perché ce l'abbia, però ho paura di averlo. Certo. Certe volte mi dispiace non averlo quasi. Cioè, guarda, purtroppo non ho nulla. Eppure c'era da qualche parte. Aspetta. E cerco, ma poi non trovo nulla, cioè perché vorrei, insomma... ci rimangono male, certo, hanno fatto tutta questa fatica. Sì, poi ti dicono, ragazzi, o datecelo subito, altrimenti perquisiamo. Sì, se no se lo trova il cane diventa penale. Peggio. E io vorrei darglielo, ma non ce l'ho. Forse bisognerebbe, come cortesia, girare sempre con un po' di fumo. Sì. È vero. Certo. Così quando ti fermano dico guardi che c'ho, non ci crederà mai. Certo. Ce l'ho. Questo mi dispiace che è proprio un puzzone, questo è di San Lorenzo, ma se no è proprio di cortesia. Sì, questo è per lei. Poi te lo dico, ma questo è di cortesia. Mi ha beccato. Magari fanno anche i complimenti, ma no, dai, non si... Ma come accettato? No, lo prende.
A casa ce n'ho tantissimo altro, lo Sì, prendo. sì, sì. Capito? Bello. Bello, Bello, bello. bello, bello. Dai, E dai. forza dell'ordine preferita? I pompieri, I pompieri. si può dire. Ma posso fare una domanda? Sono forze dell'ordine? Infatti, sono forze dell'ordine, forse Beh, no. Perché Sono non credo for- che i pompieri abbiano i baffi obbligatoriamente. Penso abbiano libertà Sono di for- scelta. sono- Però non sono- sono forze dell'ordine perché non impongono nulla a nessuno, Non cioè se non alle impongono. fiamme. Però non quando, impongono le fiamme. quando scrivono rispettiamo solo i pompieri, vuol dire che più o meno li inseriscono Ma nella... perché noi le divise È le vero. vediamo tutte come la stessa cosa, però i pompieri sono forze dell'ordine. Beh, No, sì. i bersaglieri, I bersaglieri. no, Però sì. i bersaglieri, quello- non sono forze dell'ordine. sono forze dell'ordine i bersaglieri. Sì. Sì. È esercito i bersaglieri. Tu fai no perché sei un alpino. Un Ecco. assassino. No. No, scherzo, che poi magari... Cosa sei? Quello che va presso a lui. Quindi il carabiniere... Io mi piacciono i bersaglieri perché mio nonno era bersagliere, da Certo, piccolo mi portava i raduni dei bersaglieri, tutti vecchi, e io là così, in questi pullman. Ma sono i quelli che vecchi. corrono mentre suonano? Sì, corrono. Anch'io correvo. Ah. con Ma mi sa loro. che suona bombe. Beh, forse sai che pure mio nonno stava... aveva fatto sicuramente carriera militare, non so se proprio nei bersaglieri. Un saluto a mio nonno. Che... Però mi risultano simpatici, perché Sì, sì, corrono, suonano le trombe, Con le fanno piume, no? C'hanno le piume in testa. piume, sì, col cappello con le piume, c'avevo il cappello con le piume. I bersaglieri sono folcloristici, mi piacciono. Però Belli. non sono forze dell'ordine. Ma sì, Neanche- no. Perché Ma sono no? esercito. Beh, esercito è forza dell'ordine. No, è una gag quella dell'esercito, forze dell'ordine. Ma i carabinieri sono militari dell'esercito. I carabinieri quindi- sono forze dell'ordine dell'esercito, però i bersaglieri sono proprio solo bersaglieri. vabbè. Cioè loro sparano ai terroristi, no a te, capito? Quindi Nessuno spara a te. Vabbè, io accetterei, però sì, anche i pompieri accetterei. pompieri, bersaglieri, carabinieri, no, Carabinieri cosa? no. Carabinieri è già più conflittuale il rapporto. Mhm. Sì, No, siamo- sono tutte uguali, dai, diciamo così. Sì, sì. Non ho preferenze. Pari merito. Pari merito, sì. tutti Bene, pari. bene. No, io preferisco i pompieri, se posso dire la mia. Che comunque, cioè, se c'hai un problema, chiami Sì, loro. Però devi avere un incendio per chiamare. No, però anche io, essendo cresciuto all'Aquila, capito, post sisma, i pompieri dicevi, questi sono dei grandi. Ah, è vero, perché i pompieri non spengono solo incendi. No, arrivano pure col terremoto e dicono, Sì. tipo, ti servivano i pompieri per rientrare a casa a recuperare le tue cose le prime settimane dopo il terremoto e loro più o meno velatamente ci provavano con tua madre, questa era... Sì? No, in modo pure galante. Ma venga a vivere in Toscana, signora, che è antisismica. Tu stai raccogliendo la tua vita. Mamma, per favore, non ascoltare questo bell'uomo. Però... Tipo gli idraulici, cioè ci provano. Sì, tipo gli idraulici, però tu sei in condizioni di proprio... Pietose. Sì, tu sei là che fai tipo... e loro, signora... Però no, comunque... Quelli che hanno a che fare con l'acqua hanno questa cosa delle mamme. Bene. Bene, dai. Bene. Ma che possiamo dire? Tu ti stanca quando ti chiedono di far ridere la gente, cioè la pressione di dover far sempre ridere. Ma non me lo chiede mai nessuno in realtà. Cioè, nel senso, non so sempre io che faccio video, faccio cose. Però la senti la pressione tipo dentro di te. Quando mi fermano per strada si aspettano che io faccia qualcosa di comico. E io non ho nulla da fare di comico. Dici, guarda, se perché poi non ti c'ho- faccio vedere un lungo video e puoi Sì, ridere di appunto, questo. potrei fargli vedere dei video perché non ho Certo. non faccio battute, non sono neanche uno che fa stand up, quindi non saprei cosa dire. Posso ripetere i tormentoni, però quando mi fermo per strada c'è questa grossa escursione di empatia tra loro che mi conoscono benissimo e io che non so chi siano queste persone. Sì. E quindi non riesci a provare
Cioè, a meno che Certo. proprio non siano persone molto empatiche che ti trasmettono questa... C'è sempre un imbarazzo totale. Certo. E io sto serissimo, in imbarazzo, e loro dicono, ma sei molto serio. E io dico, ma non c'è niente da ridere, cioè, perché dovrei ridere? Cioè, È vero. e quindi ci crea questo imbarazzo, sì. Ma tu ci hai mai pensato che la maggior parte delle persone del mondo sono sconosciuti? Sì, proprio quando mi fermano me ne rendo conto. Che è strano, tu pensi, io ho tanti amici e invece in realtà conosci pochissime persone Statisticamente nessuna. rispetto al mondo. Sì, e per quelli che sono un po' famosi comunque se ne rendono molto conto, perché Sì. vieni fermato continuamente da sconosciuti. Sì, è pieno. E noi È una piaga. sono ovunque. È un'epidemia di sconosciuti. Posso dire, probabilmente sono anche qui. Secondo me, qualche sconosciuto Sì, c'è anche, vabbè. secondo me sì. Non so. Però secondo me c'è anche qualcuno di conosciuto. Sì, dai. Statisticamente 3 persone. Le È bello che conosciamo. quando diventi famoso entri in questa cerchia di famosi, e quindi Sì. quando vedi uno famoso, cosa lui? Sì. Lui è Lui pure grande e c'è sempre questa empatia, no? Sì. Anche se non lo conosci, Sì, però sì. appena vi vedete vi salutate perché fate parte della stessa Sì, squadra. Sì, questa finta La- squadra di persone. la squadra dei Però conosciuti. è sconosciuto come tanti altri in Sì, realtà. sì. Ah, quindi è vero che tu dici, ah, ecco, questo è conosciuto, invece è sconosciuto. Tu sei lo sconosciuto per lui e viceversa. Vedi, questo è molto bello o molto triste. Mm-mm. E insomma, E questa è Questo è quanto. quanto. vabbè, dai. Vabbè, è triste sta cosa. Sì, È triste però è interessante. qual è la tua cosa triste preferita? La mia cosa triste preferita è la morte. Cioè pensare che in qualche modo arriverà il momento in cui morirò e potrebbe essere cioè, presto comunque, o tardi, ma comunque arriverà. E questa cosa mi rattrista tantissimo, soprattutto quando mi faccio le canne. Infatti non mi faccio più le canne, perché quando mi faccio le canne dico, vabbè, ma puoi anche dire, vabbè, hai altre cose da fare, altro tempo da trascorrere, però alla fine morirai. E questa cosa mi fa venire un'angoscia micidiale. E appunto è la mia cosa triste preferita, perché moriremo tutti. Cioè, Moriremo tutti, è vero. Uno pensa che è una frase detta così, invece anche poi la morte dei miei genitori è una delle cose tristi che mi piace molto. Cioè, Sì. Ci pensi spesso? Sì, penso a quando mi dovrò occupare di loro, a quando dovrò stargli vicino, a quando dovrò piangere per la loro morte. Penso a tutte queste cose molto, molto tristi e però mi viene magari l'angoscia. se sei più fortunato succede prima a te, diciamo. Sì, esatto. Certe volte lo penso, ma se Sì. mi suicido risolvo tutto. Sì, Non penso più alla morte, non penso più alla morte dei miei genitori. Non penso proprio. Vedi, comunque. questo pure io. lo Io faccio da piccolo tutto il ho tempo. scritto sul mio diario la mia data di morte, 3 ottobre 2033. ci siamo E quasi. adesso non sembra più così. Perché l'ho vista come la data dell'inizio della mia vecchiaia, più o meno, 55 anni. Scritto sul diario, data di morte in cui mi sarei ipoteticamente suicidato. Quindi, Però adesso che si avvicina ho un po' paura. la vedevi come Sì. suicidio o come tipo succede qualcosa? No, poi? suicidio. Ah, vedi questo. Perché io pure penso spesso alla morte degli altri, sempre, però ultimamente invece penso, e se invece io sto sempre a pensare alla morte degli altri e poi la prossima volta che vado al dottore mi dicono guardi, e poi tocca a me, però non lo penso mai come suicidio, lo penso sempre come ti dicono c'hai 3 settimane, saluta tutti, vabbè, ciao. Tanto comunque succederà. No, Cioè, non è infatti, che- infatti. Quindi magari ti tocca. Questo è il Che pensiero non pensi più- mai di essere tu quello che muore a 32 anni finché non muori a 32 anni.
Sì, che poi uno dice vabbè però tanto non succede. E invece poi... succede a tantissime persone, cioè proprio che dici no, ma c'ha solo 32 anni, succede a Ma milioni poi di persone. mi chiedo se quando muori poi tu sai che puoi morire, cioè nel senso Nel se momento- capisci il giorno della tua morte, capisci ok, ho fatto delle cose, ho raggiunto dei risultati, quindi adesso posso morire, oppure arriva quando meno te l'aspetti. Secondo me dipende, cioè, capito, tipo se fai un incidente non te l'aspetti, stai là e stai Però magari pensando- prima di fare l'incidente hai fatto una cosa che dici dovevi fare nella vita, hai concluso qualcosa. Dici, E quindi- ora posso anche morire. E poi Però succede. Esatto. dipende, cioè Adesso- magari capito, hai concluso solo che sei andato a trovare tua nonna, che comunque è un bel colpo. Cioè, non è che devi per forza aver fatto... Tipo nel sonno, le morti nel sonno sono incredibili perché tu non sai di essere morto. Questa cosa Ma è vera sta cosa, cioè, secondo me ti svegli un attimo, dici, oddio, sto morendo. Io pensavo... Se ti svegli dici ok sto morendo e muori, quindi lo sai. Se non ti svegli vai a dormire e poi muori e poi dici ma quindi sono morto, cioè, Sì. poi ti svegli, cioè non... Poi non ti svegli. È giusto secondo me sapere che stai morendo. Secondo me se Sì. muori nel sonno e ti svegli nell'aldilà è perché pensi sì, questo è un sogno, mo mi sveglio e poi per l'eternità stai tipo no ma adesso mi Tutto sveglio e così. vado a fare il podcast e per sempre. Invece se non altro, capito, ti rovini un po' l'aldilà se muori nel sonno forse, Secondo me sì. perché pensi tutto il tempo no ma mo mi sveglio, ora mi sveglio sicuro. Ma tipo, cioè tu pensi poi che ci sia un aldilà oppure L'aldilato, penso. l'aldilato? È un luogo laterale in cui tutto succede Così. in maniera è tipo un universo parallelo. Sì. No, io non penso niente. Penso che non ci sia nulla. Però sono un po' curioso anche del fatto che ci possa essere qualcosa. Però di sicuro non ci sono io, cioè nel senso se sono morto non sarò... Se no dici, Sì. se ci fossi ancora tu nell'aldilà dici scusa ma allora Ma che allora stavamo che a fa? cazzo stai dicendo? Che Cioè, cazzo di senso c'è se è uguale. siamo di nuovo tutti qua? Sì, questo Secondo è me giusto. ci può essere un'altra forma di realtà, però non questa. Quindi... Vedremo. Può essere. Ma Io immagino tipo l'inferno però che è uguale, però non funzionano delle piccole cose, tipo apri il frigo e non si accende la luce, tipo queste cose così. E io ce però- l'ho già a casa questa. Ah sì, Sì, quindi allora- forse potrebbe forse essere sono già questo. morto. E questo è Potremmo essere tutti già morti. l'inferno, esatto. questo è il tuo piccolo inferno, cioè vedi prima facevi Cattelan, ora fai Tintoria, sono le piccole cose, stai scendendo Sempre meno. nella profondità. Cazzo. Eh, Può essere. può essere. Che sono piccole cose. E tu dici no, ma va tutto bene, e poi dopo un po' ti guardi intorno e fai sono all'inferno. Sì. Sto pensando a cosa non va in casa, a parte tipo l'armadio che non si riesce mai a ordinare, questo potrebbe Sì, essere. sì, potrebbe essere quello. Tutti i vestiti ammucchiati. Sì, che Prima non era così. no, c'erano le stampelle, ora la stampella si rompe e quindi scivola leggermente, non è che si rompe, scivola leggermente da un lato e quindi non è paro. E quindi, Il rubinetto del bagno che perde pochissima acqua, quindi quando lo apri dalla base un po' si forma una chiazzetta d'acqua e quello non lo puoi riparare. E dici, vedi, prima non lo faceva. Sì. Il water che puzza pure. Nonostante tiro l'acqua, però sempre risale questo odore di Sì, piscia, sì. di pipì. Il cane di quelli che c'hanno il terrazzo vicino che ora abbaia un po' prima la mattina. Cioè prima abbaiava Sì. alle 8, ora 7:35 comincia ad abbaiare. E poi ci sono sempre i lavori sì, sopra Sì. vicino casa quello, mia. esatto. È vero, non c'erano fino a un mese fa.
quando stavo da Cattelan non c'era. È successo qualcosa. Potrebbe essere quello. Sei andato a dormire. Potrebbe essere quello da Cattelan, è successo. Infatti io Potrebbe penso essere. che la morte, cioè, magari quando muori passi semplicemente in un altro universo, Sì. no? Nell'aldilato, che Che è quello. e tu continui a vivere, ma in realtà sei morto per tutti gli altri, ma tu vivi in un'altra realtà che è un po'... Ma sai, questa c'è una teoria che leggevo una volta su Reddit, che c'erano questi glitch in the Matrix, si chiamavano, che tipo tu sei convinto che una cosa c'è sempre stata, però tutti gli altri no. Tipo questo, c'era un centro commerciale, si ricordavano c'era una scala mobile, e quindi va lì a prendere la scala mobile e c'è un muro, un negozio, qualcos'altro. Dice, ma qua non c'era la scala mobile. E altre persone venivano, tipo 2 persone, dicevano, ma qui non c'era. E tutti si chiedono questa cosa, però per gli altri è normale. Quindi la teoria era che tu sei morto e sei finito in un altro universo parallelo in cui c'è semplicemente queste piccole differenze. Piccole, sì. Sì. E quindi secondo me potrebbe essere... Ma questa cosa è Vere. infinita? Cioè, nel senso, quando poi muori in quell'altro universo, finisci in un altro universo ulteriore in Sì, cui tipo... cioè questi tipo raccontavano che uno stava per fare un incidente, poi qualcuno che è morto, stava per fare un incidente, però riusciva a schivare alla fine, però tipo guardava tutto tipo il suo funerale, tutte le cose così, però poi andava avanti, e quindi la teoria era che si era creata una biforcazione nell'universo, in una era morta e quindi hai visto queste cose, nell'altra invece no, e quindi si creavano queste cose. Belle. Però poi alla fine uno deve invecchiare, cioè uno invecchierà, diventerà ultracentenario e continua Sì. a passare tra 1000 universi. Forse sì. Forse c'è un universo dove puoi invecchiare per un Oppure dove all'infinito. scoprono che la teoria dell'immortalità e quindi non invecchi mai. Sì, Il gene dell'immortalità. io questo ci penso spesso, che noi siamo una delle ultime generazioni che morirà, che tipo nel 2104 fanno ecco, e noi morti, Cazzo. mancata di pochissimo, capito? Sì, Per sì. 40 anni fanno ecco, questo fa ringiovanire tutte le cellule, tu sei morto da 30 anni, dai cazzo, Anche concentra. da 5 minuti. Sì, secondo. sì. Si presentano, ecco, col farmaco, poi, con la siringa e tu... Cioè che poi magari, però questo non può anche non essere un bene, perché poi magari incontri personaggi storici, tipo Dante, e poi in realtà Se fossi ancora vivo. Però scopri che tipo è un coglione. No, cioè, ma perché se sei immortale poi sei un po' un coglione, cioè nel senso si perde un po' cioè, il senso di fare le cose se vivi per sempre. cioè che dice tipo prima gli italiani, queste cose così, cioè dice che Prima i guelfi, no, diventa- qui era guelfo bianco, che ne so. può essere. Comunque a proposito di morte, cioè, ho notato che il mio libro 2 Sì. è pieno di racconti di morte. Questo qui dici libro Sì. 2? Sì, Disponibile in tutte le migliori librerie d'Italia, Se vuoi, nonché su prendilo. Amazon. Libro 2 che è, possiamo dire, il seguito di libro 1. Sì, non è... sono 2 titoli completamente diversi. Ma potresti fare anche il prequel Sì, come cosa, potrebbe essere pure... O, sì, il- potrei farlo, esatto. o anche una cosa che accade tra il libro e il libro 2. Libr. Libro. Libr. Non so, infatti il terzo libro sinceramente non so proprio come chiamarlo. Sto molto Stai valutando? Sto valutando, sì. Cioè, Perché, libro- I miei pensieri lo potresti chiamare. Libro- Le mie avventure. Libro 4. A sì, sorpresa, ci che avevo uno non se pensato. l'aspetta. Libro 4. L'ho già fatto con un po' di serie. L'hai già chiamata Sì, dopo. l'ho già chiamata. La Perché seconda si Drammi chiamava medicali, Drammi era medicali Drammi 3. vero. Poi che c'era pure un'altra. E io mi ero preparato solo su Drammi medicali 3. Poi c'è anche questo che è spesso sottovalutato, ma è Taccuino, che è Sì, Appunto. ci sono degli appunti. un taccuino con degli appunti. Sono degli appunti scritti, stampati a penna. Scritti a mano, copia per Tipo copia, giusto? appunto generico, così. Bello. Ma tu ti sei divertito più a scrivere libro 1, libro 2 o Taccuino?
sai che forse è il taccuino, tipo, Sì. perché è molto semplice, tipo quando muori ti devi ricordare di chiudere gli occhi. Questa è una Vero. cosa... Che non Vedi tutti che- fanno. No, infatti poi c'è quella scena. C'è quello che fai così. Sì, esatto. sì, infatti se la gente se lo ricordasse eviteremmo queste scene. Queste scene Sì. nei film. Poi nei film È posso semplice, dire no? no. Sto morendo e fai così. Ma poi nei film sembra una cosa tipo che c'hai i poteri, che gli passi la mano sopra Sì, e gli è occhi vero. automaticamente, se tu fai solo così, gli occhi si chiudono. Invece probabilmente sono un cadavere, devi proprio... Cioè sono tipo delle tapparelle, devi... Poi si riaprono, dici. Si riaprono da sole e tu devi Quindi tenerli. con lo sputo, puh, Certo. stai con la cingomma, oh, mortacci tua. Ho visto una stella cadendo. Bello, bello. Questo Dio è grasso. Dio è grasso. Potrebbe Questo è essere. un bel messaggio. Frase scritta all'interno. Certo. E poi qui c'è frase scritta all'interno. Certo. Ah, pure. Cioè, è la Vabbè, citazione. poi leggo un racconto su una storia davvero divertente, giusto così. Mentre no? Sì. leggi questa cosa io devo... Deve andare al bagno. Sì. Ah, vabbè, ma vai qua dietro. No, non fate l'applauso a una persona poco professionale. Una storia davvero divertente. Vai. Sono stato tranciato da un camion sulla Salaria, morendo sul colpo. Stavo attraversando la strada distratto e un furgone mi ha maciullato il corpo nel giro di 61 centesimi di secondo. Non ho sentito alcun dolore, ma il mio corpo si è smembrato in diverse porzioni che sono state scaraventate in diverse direzioni dello spazio. Un braccio, il sinistro, è finito sul culo di una prostituta disoccupata che voltandosi ha detto queste parole: "Ciao bello, andiamo?" Salvo poi rimanere delusissima dall'inesistenza di un vero e proprio cliente. Le mie due gambe, ancora unite da un pezzo di bacino, sono atterrate dopo un volo di 32 metri circa a cavalcioni sulle spalle di zio Tonino, un simpatico sessantenne che le ha scambiate per il suo nipotino Paoletto e, notando il numero di scarpe, ha esclamato: "Come ti sei fatto grande!" Il cranio intero, dopo un ping pong articolato e complesso difficile da spiegare, è finito tra i pali di una porta di calcio nel campetto ASC Salario, in cui si stava giocando una partitella tra Portinai Ascoli e Associazione Fabbri Italiani. L'arrivo della testa roteante all'incrocio dei pali ha coinciso con un tiro a banana di Cacioffi, l'attaccante di spicco della Portinai Ascoli. Il curioso gol ha cambiato le sorti del match e ha regalato la vittoria alla squadra che rischiava la retrocessione. Da quel giorno il mio cranio è diventato il pallone regolamentare del campionato artigiani italiani. Per uno strano scherzo del destino, il petto, comprensivo di capezzoli, è rimasto nella stessa posizione in cui si trovava al momento dell'impatto e dove si trova tuttora. È lì, in mezzo alla strada a mezz'aria. In molti hanno tentato di rimuoverlo per evitare ulteriori incidenti, ma non è stato possibile. Da pochi mesi è circondato da alcuni birilli, coperto con un cilindro metallico e spacciato per un segnalatore luminoso di lavori in corso. Infine l'avambraccio destro, con mano al seguito, ha spiccato il volo spinto da una forte rotazione che lo ha trasformato in un'elica improvvisata e gli ha permesso di sorvolare un prato e atterrare attraverso una finestrella su una scrivania di un appartamento su cui poggiavano un piccolo taccuino e una penna. La quantità di moto presente nel braccio rotante ha permesso alla mia mano destra di afferrare la penna e iniziare a scrivere incessantemente le parole che state leggendo. Grazie a un ultimissimo movimento della mano che sta scrivendo queste parole, veniamo a sapere che del mio pene non è stata rinvenuta nessuna traccia. Voci di corridoio dicono che si sia rifatto una fica in Costa Rica. Molto bello. Grazie. Una storia davvero divertente. Molto bella. A me di questo libro piace molto la storia che
in cui tu non hai dormito per 58 ore. È vera, è Una vera. storia vera. Sì. Quella è, Come è veramente accaduto? È bella. successo quando facevo l'università, ero al terzo anno a Perugia e per una serie di circostanze io non ho dormito perché è un po' lunga da spiegare. Vai, La mattina mi sono svegliato alle 10:30, ho fatto tutta la mia giornata, sono andato a letto, sono andato arrivata la sera, sono rimasto a giocare a Master Quiz fino alle 12:30. Poi ho scoperto che c'era un festival della colazione che si chiamava Breakfast e ho detto, ed era l'ultimo giorno, il giorno dopo, e iniziava alle 7 e io per vederlo non sono andato a dormire perché si erano ormai fatto le 2-3 di notte. Ho detto adesso se vado a dormire non vedo questo festival. Allora ho tirato fino a tardi e sono andato a vedere questo festival. Alle 10 di mattina sono tornato a casa e sono arrivati i miei amici da Chieti per andare a ballare la sera, quindi non sono potuto andare a dormire e sono andato con loro a ballare la sera fino alle 2 di notte. Il giorno dopo dovevo andare alla partita Perugia-Inter, sì, e lì non potevo ancora andare a dormire, quindi sono arrivato la domenica sera che volevo andare a dormire ma era chiusa, cioè avevo lasciato le chiavi a casa. Quindi in totale ho fatto 58 ore. Alle 9:30 mi chiama mia madre, mi metto a letto, mi chiama mia madre e mi dice come stai la domenica sera, quindi alla fine insomma ho dormito per 18 ore, questo è stato il... Però la cosa figa è che mi sono reso conto di quanto a un certo punto era diventata una sfida quella di non dormire. Prendevo molti caffè e mi rendevo conto di come cioè io facevo cose, vedevo le persone che si svegliavano, cioè dormivano e si svegliavano, io invece avevo fatto 1000 altre cose nel frattempo, mi sentivo un po' molto potente, avevo questa sensazione di dominare il sonno e la veglia, ero incredibilmente... Poi ovviamente poi sono morto di sonno, cioè. Però è bello, cioè, è bello sia il poter stare svegli mentre gli altri vanno a letto, quindi sembra che fai tante cose, ma è bello anche che esista il festival della colazione. Cioè, a me questa cosa sembra una cosa che tu potresti aver inventato, invece era vera. Sì, breakfast. Non l'hanno più fatto però poi da quell'anno. Perché? Cioè, che facevano di latte e biscotti? No, era sponsorizzato dalla Mulino Bianco e c'erano tanti tipi di colazioni diverse, latte e cereali. Io sono un fan della colazione, faccio molte colazioni diverse. Latte e cereali, quali sono i tuoi cereali di riferimento? Adesso mi sono specializzato in quelli senza zucchero. Ok. E, ho trovato dei cereali buonissimi da Natura Sì, orzo soffiato. Sono buonissimi perché anche senza zucchero, con latte di mandorla senza zucchero, sono saporitissimi. Sono comunque buoni. E invece cereale di riferimento quando eri piccolo, quando lo zucchero non ti era nemico ma Gli alleato? Special K della Kellogg's. Gli Special K, che sono già un cereale maturo comunque. Sì, sono fiocchi di mais integrale con il 12% di proteine. No, forse il 14% di proteine. Quando andai in palestra quelli. Sì, quando andavo in palestra, sì. Ecco. Invece adesso ho scoperto da Natura Sì, fiocchi di soia hanno il 41% di proteine. Senza zucchero. È come mangiare una bistecca. È come infatti dopo 2 cucchiai sei pienissimo, cioè non hai più fame. Te li consiglio se vuoi. Io non ho mai capito le proteine, queste cose, non so come funziona. Cioè non so che è proteina, non so. Cioè la carne è proteina. La carne Proteina. I fiocchi. Beh, la soia non è associata tanto Soia. alle proteine. Beh, il bianco dell'uovo è molto proteico, la bresaola è molto proteica. E quindi fa bene. Il burro d'arachidi, sì. E quindi fiocchi di soia. Fiocchi di soia 41% di proteine. Ma di che sanno? Sono anche un po' buoni. Questa è la mia... È il claim. Recensione. È il claim. Sono anche un po' buoni. Secondo me le cose non devono essere troppo buone quando le mangi, perché diventano subito una droga. Cioè se tu mangi una cosa che non è buona, non è troppo buona,
dopo un po' dici ok, a posto, basta, cioè ho mangiato. Sì. Invece se è troppo buona diventi È vero. infogliato e te ne mangi e poi stai male. Quindi adesso sto facendo questa dieta che si chiama, l'ho inventato io, la poco dieta, che mangio poco e male. Ma male non nel senso che mangio cose che fanno male, mangio cose che non sono buone. Cioè che tipo? sono buone un po'. Tipo cose senza sale, cose senza zucchero e mi aiuta a nutrirmi senza far scattare quella golosità che ti porta subito alla dipendenza da quel cibo, perché di natura sono molto goloso, molto vorace, quindi vorrei mangiarmi tutto. Cioè. Quindi mangi cose che ti piacciono poco e comunque ne mangi poche. Sì, perché piacendoti poco dici, oh, bah, fa schifo sta roba, che è sta merda, basta. E per farlo devi non comprare le cose buone, cioè se a casa c'hai le cose buone te le mangi? Oppure riesci a... Preferisco cose meno buone. Infatti quando vado a cena fuori, tutti i miei amici vogliono andare in ristoranti dove si mangia bene. E io dico, ma cerco di evitarli. Certo. Cioè, però non è facile, perché alla fine anche se vai in un posto tipo, cioè i fast food comunque, Sono buoni. le cose che mangi sono molto gustose, no? Quindi non vanno bene neanche quelli, cioè devi trovare dei ristoranti dove si mangia malino, dove non si mangia bene. Sarebbe bello fare tipo un 4 ristoranti però così, cioè che tipo... Sì, dove le cose sono un po' insipide. Sono ok nel migliore dei casi. Sì, ovviamente non che devono essere andate a male, No, certo. però che non sanno di molto. Secondo me questa dovrebbero fare tutti così. Però stai bene, quindi così. Sì, benissimo, benissimo. Sono rinato. Sei in forma. Sì, sono dimagrito di 10 kg da luglio che ho iniziato questa cosa. Bello. Poi mangio pochissimo pane, cioè non mangio pane, non mangio solo carboidrati derivanti dai cereali, quindi riso, farro, orzo, mangio pane di segale, le farine 00 le evito. Insomma, sto bene, cioè mi piace molto questa dieta. Io collegherei questa cosa a una cosa che hai detto prima, perché mi sembra legato, l'hai detto anche tu, al mondo della dipendenza, cioè se mangi qualcosa di buono poi diventi vorace e ti stucchi tutto. E prima hai parlato di un'altra cosa, hai detto non mi faccio più le canne, però io in tutte le puntate faccio all'ospite la domanda: che rapporto hai con la marijuana? Tu non ti fai più le canne, però mi pare che te le sei fatte. Però volevo anche chiederti, tu fai una comicità che non è solo ma è molto fattone friendly, cioè se ti fai le canne, cioè comunque la roba che fai tu fa mega ridere, cioè proprio il tipo di roba, no, io mi sfondo di canne e mi guardo i video tuoi e fa un sacco ridere. Tu cioè, sei consapevole di questo? Hai iniziato a fare queste cose quando ti facevi le canne dicendo questo mi fa ridere perché so fatto, cioè nel senso, hai mai visto un collegamento oppure coincidentalmente fai delle cose che fanno molto ridere anche i fattori? Ma secondo me è una cosa che riguarda chi le guarda, cioè se ti fai le canne ti fanno più ridere, però chi le fa, chi le scrive, io ho notato questa cosa, che quando mi facevo le canne e scrivevo le cose, c'è stato un periodo in cui scrivevamo dopo esserci fatti le canne, però la maggior parte delle volte le cose che ci sembravano fighe il giorno dopo facevano schifo, cioè o comunque non ci sembravano così fighe, e quindi ho smesso di scrivere sotto l'effetto di sostanze, perché non è un buon metodo, cioè serve per ridere a chi le guarda, però non è tanto utile per scrivere. Secondo me i momenti più giusti per scrivere sono quelli, cioè non esistono in realtà, sono quelli, io ho individuato tre momenti molto fertili dal punto di vista dell'ispirazione, che sono quando stai iper sotto pressione, che ti dicono ci devi dare una cosa domani, e allora lì il tuo cervello va a pescare cose che non avresti mai pensato, perché stai
c'hai un fucile puntato. Oppure quando stai cazzeggiando, cioè proprio non te ne frega niente di inventare qualcosa, nascono cose fighe, quando sei molto rilassato. E la terza è quando cachi, mi sembra. Ah no, quando ti svegli la mattina, Sì. perché la mattina ti svegli e sei completamente resettato e ti vengono delle idee. Infatti il libro, questo qui, l'ho scritto a diverse parti, proprio appena aprivo gli occhi mi andavo a sedere al computer. Bellissimo. Senza fare colazione, sì. senza cereali. Senza iniziare la giornata, cioè deve essere un po' Sì, un cioè mondo di vai mezzo. diretto, ti siedi, fai un'ora di scrittura senza aver mai parlato con nessuno e poi in quell'ora lì tiri fuori delle cose molto particolari. Sì, è vero, io non riesco a fare questa cosa, e che è una cosa che succede anche subito prima di addormentarti, però quello è proprio, lo Sì. perdi, cioè che stai là nel letto e pensi tutte cose, e però non c'è modo Sì. di scriverle quelle. Sì, io me le scrivo sul telefono, poi le rivedo, non capisco niente perché ero Però già io poi se prendo il addormentato. telefono prima di addormentarmi comunque ho rovinato tutto, cioè comunque stai là con sto schermo PPP e dici PPP è un omaggio ai soliti idioti. Appena l'ho detto ho pensato come si chiama? Vabbè, PPP. salutiamo Pip. gli Salutiamo. amici Buonanima. e colleghi. Buonanima? Ah, no, Hai non era, saputo? non eravamo lui. No, era No, tu sei pensato ai fichi d'India. Fighi d'India, pensavo. Pensavo ai Fighi d'India. Salutiamo anche i fichi d'India. Salutiamo. Buonanima, quasi può Sì, dire. non prossimi ospiti perché... Uno buonanima, dei due uno. potrebbe essere. Sì. L'altro sta Se volete all'altilato. fare una podcast più triste di questo, potete invitare quello dei fichi d'India e parlate di Bruno Arena. No, però mi piace se riusciamo a tenere questo podcast come Sì. standard. Vediamo Della se. No, tristezza ma infatti- più assoluta. Bellissimo. Ci siamo detti, vogliamo fare una cosa triste Sì, oggi. sì, infatti. Stefano l'aveva detto anche prima. Oggi Sì, cerchiamo no. di fare una cosa Che non fa ridere soprattutto. triste. Sì, Cioè, Triste che perché- non faccia ridere. Chiamano Maccio per far ridere e noi... è troppo perché- scontato. Esatto. E quindi dobbiamo fare una cosa Molto seria. triste. Esatto, perché ti ricordi quando facevi ridere, ti chiamavano a far ridere, andavi a muschio selvaggio. Adesso è un po' diverso. Mi sembra Però- che i puntini si stiano unendo. È vero che non vogliamo far ridere, però ci siamo ricordati che esce un film, tra l'altro, dove tu hai partecipato, che si chiama Rapiniamo il duce. E come si fa a non sorridere almeno un po'? A non sorridere a questa idea di fare un torto, ma perché? A una persona che vabbè. Simpatica. Senti, come no, adesso esce domani, tra l'altro, cioè domani, quindi 2 settimane fa per chi lo sta vedendo da Esce casa. domani, sì, su E- Netflix. Su Netflix, salutiamo Netflix, una piattaforma E, amica. e dici com'è il Duce dal vivo? Ma io non l'ho mai visto perché non c'è nel film il duce. Non c'è? No. Perché noi rapidiamo questo tesoro che è nascosto in una zona di Milano, però lui non è che sta lì con questo tesoro, che Non è Non è tipo il drago come un dell'Hobbit. drago, esatto. lui ha altri problemi a cui pensare in quel momento, però Vabbè, certo. insomma c'è questa leggenda che il tesoro esistesse davvero, questo tesoro rubato un po' a tutti gli italiani negli anni del ventennio e accumulato in una zona di Milano. Però la morale è che poi alla fine si scopre che il tesoro in realtà è il Duce stesso. No, E allora il film diventerebbe... no. Infatti poteva essere anche bello Rapiamo il Duce, che è inteso sia come rapire che rapare. Però Sempre perché rapare anche non lui. avrebbe senso, però, Certo, che è già rapato. certo. E mi chiedono tutti, ma perché non hai fatto il Duce nel film? L'avresti fatto? E io non c'è nel film il Duce, se l'avessi fatto non avrei fatto il film perché non c'è, non certo. c'è. Ma se ti chiedessero, mo esce la serie di Mussolini, se chiedessero fai EM, fai tu. Fa il 2, non dico il 3 Il che è 2. quello brutto, quando si allea con Hitler, quindi brutto. Cioè se mi chiedessero di fare Mussolini,
Ma credo che non lo farei perché non sono in grado di farlo. Cioè, mi sento. Io la maggior parte dei ruoli che mi offrono penso che cioè, nel senso, in parte che non me li offrono. Questo è il primo film in cui mi hanno offerto di fare un ruolo di attore e basta. Quindi per me rappresenta già per fare questo c'è stato un po' di opera di convincimento. Però mi è piaciuto perché c'era un bel cast, la storia era carina, insomma, il regista è molto bravo, una persona fantastica, quindi mi sono lasciato coinvolgere, però di base prima di accettare un ruolo in un film sono molto diffidente. Ma anche perché tu, vabbè, poi un film è una cosa un po' diversa, tu non fai propriamente spettacoli dal vivo, anche senza propriamente. No, non ho mai avuto il coraggio di farli. Li sto preparando, ne starei preparando uno. Ah, vedi. Però Da solo o con altre persone? Cioè, da sei sul solo, palco? forse con Herbert Ballerina Che o da salutiamo. solo, che salutiamo, però ci sto ancora pensando perché insomma, io nasco molto nel video e quindi ho paura proprio a propormi al pubblico dal vivo perché ho paura di una reazione immediata negativa, istantaneamente negativa, che non posso controllare al momento, quindi il video mi protegge da questo contatto diretto col pubblico. Però in realtà io ho fatto la cosa esattamente contraria e adesso sto portando in giro un film indipendente che ho fatto con degli amici 9 anni fa e adesso abbiamo finito quest'anno, lo stiamo portando in giro. Io questo senso di paura ce l'ho al contrario, perché in uno spettacolo dal vivo tu puoi controllare, cioè pure se sta andando male tu puoi cambiare come stanno andando le cose, puoi dire quello che vuoi, puoi fare quello che vuoi. Invece un video, un film, una volta è premi play, tu è fatto, è quello. Sì, Cioè, se non gli piace, ma io non non ci sto, però. Questo è vero. A questo non avevo pensato. Giusto. E Giusto. quindi non me ne frega niente. Cioè, Giusto. nel senso, non assisto a questo fallimento della mia pellicola. Giusto. Infatti, io le proiezioni che fanno le anteprime, io non riesco a starci. Scappo e torno alla fine delle anteprime di solito perché non riesco ad accettare questa cosa. Che possa esserci una persona in sala a cui non piace. No, è giusto che ci sia, però io non voglio assistere a questa cosa e questo è un dramma perché comunque non mi permette di fare cose dal vivo. E quindi scusa, com'è andato a recitare che comunque è una performance dal vivo? Cioè sul set ti dicono ok Maccio, adesso... Però non vai. è... Sì, sul set per me è stato... non è proprio la stessa cosa perché ci sono gli addetti ai lavori, quindi non c'è il pubblico proprio. Quindi sul set sono abituato a fare cose anche per la troupe. Però è stato bello perché mi sentivo più libero e meno giudicante di me stesso, perché quando faccio la regia, l'attore, poi c'ho anche i problemi di produzione, c'ho un sacco di cazzi, invece facendo solo l'attore non hai cazzi, pensi solo a fare l'attore e basta. Non pensi a se state in ritardo, se devi finire la scena subito, e questo è bello. Infatti mi piacerebbe rifarla una cosa del genere, però non Mussolini. Non Mussolini. Cioè Ma Poi invece... mi aiutava molto, questo ruolo mi piaceva perché lui era un cocainomane e io prendevo questa sostanza che mi davano da pippare sul set, che era mannite, privata del contenuto. Lui si sta facendo una Sicuramente. col cucchiaino. Ha sentito mannite. Privata dell'effetto, perché è un lassativo la mannite, quindi gli toglievano l'effetto lassativo e me ne hanno date tipo un mucchietto, tipo tantissima, e io la pippavo sempre prima di andare in scena. Anche fuori dallo schermo. Anche dici? fuori dallo schermo. Certo. La pippavo, chiedevo anche agli altri se volevano favorire. Per Tanto entrare nel personaggio. Però mi aiutava a sentire qualcosa di... cioè, come sai, gli attori si preparano Certo. facendo le cose più materiali sono utili, tipo i vestiti, no? Le azioni che fai, i gesti, ti aiutano più del pensare che ero un pilota del 1945, perché il pensarlo non... Ma anche perché stai letteralmente pippando, poi non è cocaina, però cioè, il gesto è quello, Sì. stai tirando su col naso e
è una roba Sì, in di qualche placebo. modo mi sentivo alterato dopo averlo fatto. Infatti non ti fa effetto in qualche modo quella cosa che... Sì, cioè, ci credi, perché comunque come quando fai un gesto, no? Il gesto ti dà una memoria sensoriale, quindi ti porta dentro quella cosa, quindi era un modo per insomma, stare più nel personaggio. Infatti ero fin troppo rigido sul set poi in alcuni momenti. Quindi il prossimo ruolo che ti offrono, tu, eccomi, sono pronto, un secondo per me, con la tua mannite, Sì, anche se ti fanno fare il docente. l'eroinomane sarebbe più difficile. sì, perché anche se è mannite comunque devi farti... devi Vena è un po' bucarti. più- Delle Sì. pere di fisiologica, però Dovrei tutte farmi la acchiettate. flebo di fisiologica, Sì, sì. però con l'elastico. No, però gli aghi non non mi ti piacciono. sconfinferano. No. Quindi comunque devono togliere il principio della... cioè, quindi non provatelo a casa senza aver prima tolto il lassativo dalla mannite, se no poi... Che si toglie chicco Viene- a chicco, cioè devi separare Non so come, come la mi sa che sabbia. l'hanno fatta bollire, una cosa così. Ah, sì, Che sì, arrivavo sì. sul set e mi dava, tieni, questa è tutta per te. E c'avevo questo vedi? mucchietto di Di mannite. Di mannite. mi Poi favo- come un giorno il figlio di Bruce Lee è stato ucciso da una pistola che doveva essere a salve, a te Pensa. un giorno hanno detto questa è per te, ecco la mia mannite. E ti sei trovato operativo sul set. Ma invece, visto che ora siamo quasi a Natale, mancano pochi giorni, tu... Mancano esattamente 2 mesi, oggi è 25 ottobre. Ah, È incredibile. è incredibile. 60 giorni. Che, Ci sia, anche quest'anno ce l'abbiamo fatta. tu che fai a Natale così? Io a Natale non ho programmi. Tu a Capodanno? Capodanno non lo so ancora. Tu? Sai che ne stiamo parlando, però poi è difficile decidere perché uno dice parto, però dove vai? No, quando vai costa tanto. Costa tanto. Non ho mai prenotato una cosa da fare a Capodanno nella mia vita. Ma io non mi sono mai divertito a Capodanno, penso. No, Capodanno è proprio la peggiore festa che esista. Potremmo far finta che non c'è quest'anno, come un giorno Ma normale. ormai non basta più neanche quello, perché se fai finta che non c'è, comunque stai facendo agendo, qualcosa, sì. capito? Ok. La stai ignorando e quindi si sente che la ignori. A certe volte faccio addirittura, forse dovremmo festeggiare per, Sì, per ignorarla. Vedi, bella, fai una festa, fai una festa. Una festicciola fai una festa. brutta. Fai una cena. Una cena Una che cena appunto lunga, stai là, poco, chiacchiere, con cibo poco buono e poco. Un rigorosamente. festone della Madonna, oppure. Sì. Che così non ci pensi. No, perché poi il festone della Madonna sembra che lo fai perché vuoi. Perché è Capodanno. Perché è Capodanno. Certo. Metti in chiaro le cose. Allora, nessuno pensi, però no, poi ci pensano tutti. Però no, volevo dire questo perché tu facesti la parodia dei cinepanettoni, giusto? E quindi 2 domande. Lo faresti così se ti offrissero, ora che hai trovato questa vena attoriale e basta, un cinepanettone, e se no quale cinepanettone del passato avresti voluto fare? Ma nessuno. Nessun cinepanettone. E non lo farei. Non credo che lo farei mai. Neanche con la nuova generazione di... No, ci Boldi. dovrebbero essere tutti attori. Cioè, forse se lo scrivessi io lo farei. Ecco. lo Potrei scriveresti? fare Natale al cesso il film. Quello vero, Sì, se lo scrivessi io lo farei, sì. Anzi, probabilmente mi hai dato un'idea, insomma, per il mio prossimo film. sarebbe anche un cinepanettone, cioè tipo prendere una trama di un cinepanettone tipo quelli classici, però farlo triste, cioè tipo, che ne so, Cristian Esica che tradisce la moglie però poi sta male e quindi pensa no, mo devo risolvere questa cosa, devo fare qualcosa.
vanno in terapia e diventa un film italiano. Glielo dice, lui lo manda via di casa e lui se ne va, cioè non la scena te prego perdonami, lui se ne va e sta malissimo in un appartamento anche le orrendo. gag slapstick che hanno delle conseguenze brutte. Esatto, sì. Tipo che gli entra il coso nel culo e viene esaminato dal medico. Sì. E scopre, guardi, lo devono operare. e fanno, guardi, però questa cosa, cioè, è stato un bene perché abbiamo trovato un nodulo nel suo ano, signor Boldi, che... E poi mia moglie mi ha tradito. Cioè sì. diventa un dramma. Sì, La Oppure figlia- la porta in faccia, che però ha delle conseguenze. La figlia di Boldi che va con l'uomo con cui vuole andare, e quindi c'è una storia tremenda di questa qua, che questa ragazzina viene circuita dal sottoposto del generale Boldi, è una scena tremenda, lei traumatizzata a vita e Boldi che fa Potremmo me la chiamarlo ciula. Natale a Capodanno. E così bello. E così risolviamo cosa fare a Capodanno. Certo. Bellissimo, Festeggiamo il Natale. lo fai certo. uscire il 31, lui non ti Certo. prenoti il golf, è svoltato. Bello, Natale a questa- Capodanno. Una bella storia. Forse Vuoi finire con questa? Che ora si è fatta? guarda, ti dico Mezzanozze. le 11. Ah no, le 11. È un'ora e Le mezza. 11. Il Un'ora e ritmo- mezzo? mi sa di sì. Basta, basta. Cioè, Basta. Abbiamo da fare, c'è da fare domani, devi fare... domani mattina sì, devo fare la conferenza stampa di questo show. il film. No, No. domani esce il film su Netflix e su Amazon Prime. No, domani c'è la conferenza stampa di presentazione di questo show che ho fatto su Amazon Prime che si chiama Prova Prova Sasà. Quello tutto di improv. Sì. Certo. Quello tutto improvvisato con Frank Matassa, Edoardo Ferrante, Cinzia Leone, Aurora Leone e Maria Di Biasimo. Salutiamo tutti amici del podcast. Vedi, questa però, perché non hanno pensato, si chiama Prova Prova Sasà, a chiamare anche Sasà Salvaggio a fare... Esatto, Come? sì. Sarebbe stato bello. No, perché il titolo l'hanno scelto all'ultimo, quando già avevano deciso Ma il cast. anche questo è un format internazionale. È un format che in America va da 20 anni, cioè da 20 anni ed è nato in Inghilterra negli anni 90. E vediamo come va in Italia, perché nessuno l'aveva mai portato in Italia questo format. È bello. E capiremo se c'è un motivo per cui nessuno l'aveva mai portato in Italia quando andrà in onda. A te cioè, ti sei divertito adesso al di là? Sì, io devo dire che sull'improvvisazione mi diverto, perché l'improvvisazione è una di quelle cose dove tiri fuori quando sei sotto pressione, appunto, tiri fuori l'inaspettato, e spesso le cose inaspettate e istintive sono molto pure, anche se sono un po' meno strutturate, no, della comicità, però vengono fuori delle robe molto, molto, molto strane. Però viverla è un'angoscia totale, perché ho sempre la paura di sbagliare tu, cioè che faccia tutto schifo, no? Di fallire continuamente. Quella è una situazione molto, ti mette molto a repentaglio a livello comico. Quindi ci sono anche delle tecniche ovviamente per improvvisare, però io non le conosco, E quindi, vabbè. Andavo proprio a cazzo totale. E esce pure questo domani? No, esce il 2 novembre. Il 2 novembre. Vabbè, Giorno dei morti. ci siamo. Sì, Per tornare all'anno morti scorso. dalle risate. Bello. E forse Vabbè. sui morti mi sembra che sia l'argomento su cui possiamo chiudere. Sì. Va bene. Signore e signori, un altro applauso a Grazie. Maccio, Buona morte a tutti. Stefano Ragone, Daniele Vinti. a Snodo, a voi che siete venuti. Grazie mille a tutte, grazie mille a tutti. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao. Buonanotte.